23 maggio 1729. Nasce Giuseppe Parini. Proveniente da un'umile famiglia brianzola, nel 1752 pubblica una prima raccolta di poesie che gli permette di farsi conoscere presso gli intellettuali milanesi. Ordinato sacerdote, è dal 1754 al 1762 precettore presso i duchi Serbelloni prima e i conti Imbonati poi. Nel 1763 inizia a scrivere il suo capolavoro letterario Il Giorno, in cui satireggia la frivolezza di un giovane aristocratico. La sua satira sociale e morale contro la corruzione dei costumi del tempo sarà un tema cardine della sua poetica successiva. Muore a Milano il 15 agosto 1799.